cordiale saluto ai radioascoltatori di Radio Spazio 103, agli internauti che ci guardano sul sito www.lavitacattolica.it. Continuiamo i nostri incontri con i candidati alle elezioni politiche e oggi abbiamo ospite un volto notissimo a tutti, quello di Manuela Di Centa, che tutti ricordiamo come grandissima atleta, campionessa olimpica a Lillehammer solamente per i Giochi Olimpici invernali del 94, se non ricordo male, solo per citare uno dei vertici raggiunti a livello sportivo. Oggi invece però non parliamo di sport, ma parliamo di politica, perché Manuela Di Centa è tra i candidati del Popolo della Libertà, numero 2 alla Camera dei Deputati, quindi diciamo una posizione di quelle buone, ecco, per essere da podio, esattamente, come lei podio. è abituata. Sì. Ecco, come di consueto, ricordo solo che Manuela Di Centa è già parlamentare dal 2006, quindi ha fatto un'intera legislatura. Come di consueto poniamo alla nostra ospite le nostre 10 domande. Ecco, cominciamo a chiederle su quale tema intende impegnarsi nella prossima legislatura, che penso poi siano i temi che già lei ha, diciamo, su cui lei già si è più impegnata in questi ultimi 5 anni. Esatto, direttore, intanto un saluto a tutti i telespettatori e i radiospettatori, perché giunga questo messaggio a tutti quelli che hanno nel cuore i valori che ci uniscono. Io mi piace dire, mi permetta, che sono rientrata nella mia terra politicamente parlando, perché 5 anni sono stata eletta in Trentino Alto Adige in questa legislatura che sta finendo, e quindi politicamente ero impegnata là, ma nonostante fossi stata votata là, ho sempre lavorato per il Friuli Venezia Giulia con una squadra proprio del mio partito del Friuli Venezia Giulia, proprio scegliendo di far parte del coordinamento del Friuli Venezia Giulia, abitando qui e avendo anche spostato, ed ecco il tema uno dei temi che io ho sempre seguito, ma non perché l'ho scelto, perché ce l'ho dentro di me, il tema della famiglia. Ho spostato la mia famiglia dalla Valtellina, in provincia di Sondrio, dove mio marito era residente, l'ho spostata a Paluzza, e quindi in provincia di Udine, quindi nella nostra terra, in Friuli Venezia Giulia. E allora la famiglia come prima cosa, direttore, perché semplicemente vengo da una cultura che è la cultura della nostra terra in Carnia in particolare, ma del Friuli, da che la femmina fa i tre piantos da chiase, e non per questo l'ultimo cantone non è meno importante, però la femmina è importante, forse non si vede, spesso non si vede questa sua importanza, ma noi sappiamo tutti qui in Friuli Venezia Giulia quanto grande sia per quello che ha rappresentato nella storia come figura di madre, ma anche come figura di capofamiglia, con l'immigrazione, con quello che le nostre donne, le nostre famiglie hanno affrontato in modo, con una grande sussidiarietà. Se che c'è capo deve fare la femmina, la faceva, no? Senza avere magari per legge qualcosa, ma la faceva per cercare da fare. E quindi per me la famiglia è la base fondante. La famiglia, quella, posso dire semplice, perché mi piace così, quindi quello tra uomo e donna, la vera famiglia, come vera devono essere anche gli altri valori che sono legati al fatto della vita, e quindi una vita è l'elemento più bello e più importante della famiglia, e questo per me è un valore fondante, qualsiasi livello o figura abbia questa vita. Anche, guardi, ho sentito parlare tante volte che magari vivere così non ha senso, ma che qualità della vita può essere la qualità di un disabile o di una persona che non è attiva e magari è sulla sedia a rotelle o su un letto. Credo che la vita, interpretata anche nel senso della più debole vita, fisicamente debole vita, sia ancora più grande la sua dignità. E questo viene dalla mia cultura, questo mio senso di interpretare e di sentire la famiglia. E quindi gli impegni erano, restano e saranno sulla base di questo. Lei è già entrata su alcuni temi importanti. Oggi si discute molto di famiglia, c'è alcuni
che dicono chiaramente c'è il fenomeno molto grande delle convivenze di persone non sposate, c'è anche il tema delle convivenze tra persone omosessuali e alcuni propongono, ovviamente c'è forse una tutela di alcuni diritti che deve crescere, però alcuni propongono di arrivare ad una vera e propria parificazione tra la famiglia naturale, quella tra uomo e donna fondata sul matrimonio, come dice anche la nostra Costituzione, Sì. e queste altre forme di convivenza. Ecco, No, lei come si muoverà nei prossimi per anni? me questo è chiarissimo, come è stato chiaro in tutti i provvedimenti che abbiamo votato alla Camera, e come il mio partito su questo è stato sempre molto chiaro, pro famiglia nel senso di come viene individuata nella Costituzione e come per tutti noi è interpretata, cioè tra uomo e donna. Però ovviamente non abbiamo gli occhi chiusi e vediamo come quello che succede nel mondo, vediamo che ci sono anche delle famiglie con dei figli che hanno magari dei desideri e degli approcci alla vita sessuale diversi, questi vanno rispettati indubbiamente, però credo che ci debba essere un'individuazione di matrimonio come tra uomo e donna vero e proprio, e poi ci devono essere i diritti civili che sono altre cose, ecco, ma la famiglia è quella che viene veramente dalla natura, e la natura per poter avere dei figli avviene tra maschio e femmina, e questo è un concetto fondamentale. Ecco, Carnia ci ricorda la vicenda di Eluana Englaro e tutto il dibattito che si è aperto da questa vicenda su come bisogna approcciare il tema del fine vita. Nella scorsa legislatura si è discusso a lungo di una legge che normasse proprio alcuni elementi critici emersi proprio da quella vicenda. Nella prossima che cosa bisogna fare? Guardi, io non ho sofferto mai così tanto come quando, non solo nel momento in cui c'era la discussione, ma soprattutto quando io, anche se non sono più atleta adesso, però amo lo sport e amo stare bene attraverso lo sport. E quando corro e passo a fianco al cimitero di Paluzza, mi viene sempre un ristringimento di cuore, perché sento una grande sofferenza, pur rispettando quello che può essere un desiderio di altre persone, però io devo guardare me stessa come persona prima e anche come donna politica che deve prendere delle scelte e fare delle scelte per gli altri, perché noi legiferiamo tutti insieme per il popolo italiano. Io credo che sinceramente non ci debba essere una legge che decide se una vita può o deve finire quando. Credo che questa appartenga a una fascia, chiamiamola la fascia della natura, dove il perimetro si esplicita con la famiglia. Io credo, per quanto mi riguarda, se avessi avuto una persona in quelle condizioni o simili, quella vita così debole per me sarebbe stata sempre una vita. E quindi avrei ragionato in questo senso. E determinate scelte, sofferenze o amore devono essere necessariamente condivise e le decisioni prese all'interno della famiglia. Questo credo sia strategico. Non vorrei mai, per quanto mi riguarda, che lo Stato o un giudice mi dicesse cosa fare. Ecco, vita però dobbiamo ammettere che arranca un po', e un segnale è quello della scarsa natalità. Il Friuli è una delle Non lo regioni... dica a me che non ho figli, Il Friuli è una delle regioni con minore tasso di fecondità e questo naturalmente pone una grande ipoteca verso il futuro. Che cosa si può fare per aiutare le famiglie a guardare con più fiducia nel domani? Questo è non voglio dire un problema, però una realtà che ci pone veramente davanti a tanti punti di domanda, anche perché la risposta non credo che sia a senso unico, la risposta è deve essere fatta da più risposte, perché si decide o non si cerca sufficientemente o non si può desiderare fino a un certo punto di avere dei figli, uno massimo o due forse è troppo, mio fratello Giorgio ne ha 4 però, facciamo la media in famiglia, Sì. ecco, perché ragioni economiche innanzitutto. Perché con uno stipendio, se c'è quello stipendio, comunque mantenere un bambino costa. Ragioni anche di casa, avere la casa è un problema, nel senso che la casa comunque costa. Quanto lo Stato, a fronte di un impegno, chiamiamolo familiare, sociale, ma anche di ricchezza dello Stato, perché un figlio rappresenta la ricchezza per lo Stato,
Okay. Quanto lo Stato ha fatto e invece dovrebbe fare molto di più, noi ci siamo impegnati nella scorsa legislatura in questo senso, abbiamo lottato, soprattutto noi donne del PDL, per il bonus bebè come l'abbiamo chiamato, per dare anche un'impronta così un po' identificativa, immediata del senso. Però, come dire, forse non abbiamo raggiunto sufficientemente una consapevolezza di quanto un figlio, anche solo uno solo, è una ricchezza per lo Stato, non solo per quella famiglia, ma per lo Stato. Quindi in questo nuovo programma adesso noi abbiamo messo parecchie iniziative nei confronti, e parecchia attenzione nei confronti della famiglia, soprattutto nei confronti del cercare di creare i presupposti per poter far nascere più bambini e che i genitori siano in grado di dire beh, abbiamo qualcosa se ci nasce, poi se ci nasce possiamo sperare di detrarre qualcosa, magari se lo mandiamo a scuola non ci costa tutto, la scuola la possiamo detrarre, cosa che adesso invece non è possibile. La scorsa legislatura però non si è riusciti a fare tantissimo, No. Alcune cose però rispetto alla massa di proposte che c'erano, No. tra cui il quoziente familiare, Il si è quoziente riuscito familiare poco, e invece bisogna valorizzare moltissimo questo, e anch'io devo dire con un po' di amarezza non sono riuscita a fare una cosa a cui ci tenevo molto. Io ho portato avanti e ho ottenuto alla Camera all'unanimità l'approvazione della proposta di legge della tutela della maternità delle atlete madri. Ce l'abbiamo fatta alla Camera, è stata fermata al Senato. Io credo che se solo riuscissimo a salvare una vita, perché semplicemente diamo a queste ragazze, a queste madri, la possibilità di guardare economicamente a un sostentamento, cioè di essere indipendenti in quel momento in cui arriva un figlio, magari anche improvvisamente, è qualcosa di importante. Non sono riuscita, ma continuo a tenere duro perché questo credo che sia una battaglia di principio, anche se solo per un bimbo solo. le atlete puntano i record, quindi puntano in alto, speriamo che aprano la strada per tante altre tutele. Però attualmente l'atteggiamento rispetto al welfare, anche che aiuta le famiglie, gli anziani, è piuttosto di tagliare più che di aumentare i servizi. E anche forse culturalmente il centrodestra è la parte più attenta anche ovviamente a questo Sì. tema anche delle eventuali privatizzazioni. Ecco, in questo settore come bisogna porsi, considerato anche che i bilanci pubblici sono sempre più risicati? Ma credo che bisogna porsi innanzitutto con maggiore consapevolezza verso uno Stato che è sempre più welfare, che vuol dire tante cose, ma sostanzialmente vuol dire benessere, cercare di far star bene in particolare e di essere a fianco in particolare di quelle categorie, di quelle persone che hanno più bisogno. E abbiamo fatto una lotta, l'ultima lotta che abbiamo fatto per esempio in aula è stata quella di non togliere quei giorni così importanti per quelle persone che usufruiscono della 104, quindi hanno una disabilità, per poter dare loro quell'assistenza attraverso i giorni che chi lo assiste può togliere dal lavoro, può essere esentato dal lavoro. Beh, questa è stata una proposta di Monti che lo voleva togliere addirittura, quindi non solo non abbiamo fatto a sufficienza, ma nell'ultimo periodo tagliavamo. Io ho visto a Montecitorio, a piazza Montecitorio, io come tante altre persone, i disabili che in carrozzina andavano a protestare. E questa è una cosa veramente pazzesca. È vero che potevamo fare di più, ma è anche vero che negli ultimi mesi con Monti il welfare se n'è andato proprio, cioè, dall'altra parte, cioè una cosa veramente pazzesca. Mi piace proprio qui dire cosa penso anche io del welfare, che lo legherei anche all'associazionismo e al volontariato, soprattutto legato a quel grande mondo che è lo sport, perché credo che una grossa mano lo possa dare per prevenire con le malattie, quindi per la salute, per lo stare meglio, l'attività sportiva, non agonistica ovviamente, quell'attività del movimento, dello stare insieme, del giocare, del fare quell'attività anche con tutte le società sportive che sono dilettantistiche. Questo è per esempio un punto fondamentale su cui noi come PDL vogliamo questa volta porre l'attenzione in modo molto forte rispetto agli anni passati, perché siamo convinti che tutte le
società sportive, per identificarle meglio, o le associazioni che portano i giovani, i piccoli in particolare, a fare attività motoria, vuol dire farli stare meglio, vuol dire avere meno malattie, più integrazione, quindi questo punto mi piace Certo, il grande tema della prevenzione. Esatto. Veniamo a un tema che sicuramente le sta a cuore, quello della montagna. Sono sempre più grandi le disparità tra la pianura e la montagna. Si è avverte che se non c'è un cambio di passo anche a livello di legislazione, per dare una possibilità maggiore di impiantare imprese, di fare nuove attività in montagna, non si potrà uscire da questo stato di crisi. Ecco, quali progetti presenterà? A livello nazionale abbiamo lottato anche in maniera trasversale, devo dire, con il gruppo Amici della Montagna per ottenere una legge nazionale che desse finalmente attenzione ai comuni di montagna. Poi diciamo che non è che sia naufragata, però non abbiamo ottenuto quello che volevamo, perché alla fine c'erano troppi comuni che risultavano montani, nessuno voleva individuare veramente cosa fosse un comune vero montano, e montano non è solo perché ha la montagna, ma montano vuol dire che ha delle difficoltà per vivere, per arrivarci, per prendere il giornale, per andare alla posta. Queste sono le vere difficoltà. Di certo non possiamo dire che in questo senso Cortina è un comune montano, sotto questo punto di vista. Abbiamo cercato di fare delle cose e non ci siamo riusciti più di tanto, e credo però che, soprattutto guardando la montagna in senso Friuli Venezia Giulia, noi dovremmo vedere la montagna in un senso di trasformazione per quello che è il modo di rimanere in montagna e lavorare all'interno del proprio territorio. C'è una trasformazione che guarda, e questo mi viene un po' dall'esperienza che ho avuto in Trentino Alto Adige, soprattutto in Trentino, passare da una montagna povera a una montagna turistica. E povera in senso bello, nel senso che comunque nella semplicità della povertà, non che solo ristrettezze, nella montagna semplice, bella e povera, che si trasforma in occasione di turismo, ma non diventa, la brutta parola questa, parco giochi, ma diventa veramente uno sviluppo di ciò che c'è in quel territorio. E nella montagna ogni piccola cosa che c'è può essere vista come una piccola ricchezza. E non, voglio dirlo non per dimenticarlo, ma per far capire anche qual è il mio modo di vedere la montagna: attraverso lo sport in montagna si possono sviluppare tanti modelli turistici legati agli eventi, legati allo sport per tutti, legati alla natura, allo star bene in mezzo alla natura, al camminare semplicemente, però bisogna che cambi la mentalità, perché non basta solo andare a fare una sciata, ma bisogna mangiare bene, avere la gente che ti accoglie bene in quel paese, se vuole andare a fare una sauna deve avere la possibilità di farla, quindi tanti altri servizi che tutti insieme formano turismo. Credo che la montagna, la nostra in particolare, abbia la possibilità di svilupparsi attraverso questo, con sinergie, per concludere, con sinergie integrate tra politiche regionali soprattutto, e anche però visione verso dove bisogna andare e si vuole andare. Stiamo celebrando i 50 anni dello statuto regionale, quindi della nostra specialità, però la specialità è sotto attacco, molti in Italia, molti cittadini italiani la vedono come un privilegio, e anche guardando un po' anche i motivi della specialità, ad esempio il multilinguismo, la nostra multiculturalità, non è che le cose siano proprio allegre, i finanziamenti per la legge 482 per esempio sono stati praticamente quasi azzerati dal governo, e anche a livello regionale per la tutela del friulano si spende solo lo 0,2% del bilancio. Ecco, questi motivi, su quali basi bisogna rilanciare la nostra specialità? Questi anni, soprattutto questi ultimi anni, hanno dato a me per prima, ma credo a tanti di noi, la possibilità di capire veramente cosa vuol dire per il Friuli Venezia Giulia specialità, che non è la stessa cosa per la Sicilia, non è la stessa specialità, non è la stessa cosa per il Trentino e l'Alto Adige, non è la stessa cosa per la Val d'Aosta. Sono specialità diverse. La nostra è la più giovane, mi permetto di dire che compiamo 50 anni alla Regione nello stesso giorno, nel 63, ormai questo, e quindi siamo giovani come specialità. È una specialità che si basa sul vero senso di responsabilità. Qui il nostro presidente Renzo Tondo
ha declinato bene proprio queste due parole, specialità, responsabilità, nel Friuli Venezia Giulia, perché sostanzialmente è una regione, non è che riceve, le regioni a statuto speciale vengono un po' identificate dal resto dell'Italia come quelle privilegiate, ma questo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non accade assolutamente, non accade, perché noi semplicemente abbiamo 50 anni fa iniziato a siglare un patto che poi si è sviluppato e ultimamente, prima dell'intervento di Monti, si era sviluppato anche molto bene, nel senso di responsabilmente noi regione tenevamo una parte delle tasse che praticamente è il lavoro dei nostri cittadini, quindi che pagano le tasse nel territorio, nel Friuli Venezia Giulia, tenevamo una parte di queste a fronte di un impegno su determinati settori che dovevamo organizzare e pagarci nella nostra regione, quindi enti locali, quindi trasporti e quindi sanità. E noi questo abbiamo fatto, perché con i 6 decimi che noi tenevamo in regione delle nostre tasse, dell'IRPEF, siamo riusciti a fare questo. Questo va detto perché noi non abbiamo chiesto niente allo Stato per la nostra sanità o per i nostri trasporti pubblici. Però a Roma si fa fatica a capire questo. A Roma si fa molto fatica a capire questo, forse perché sono stati dati degli esempi da altri poco belli, perché dobbiamo anche dirci, perché certe specialità si sono poi identificate con grandi privilegi, con grandi buchi, con grande non senso di responsabilità, e questo non ha giovato a quei territori, chiamiamoli speciali, ma a quei territori che erano nati per motivi veramente validi con questi criteri speciali. Per cui noi ci siamo trovati un po' a essere stati denigrati e accusati, voi siete i privilegiati, quando effettivamente non lo siamo. Lo dimostra il fatto che è arrivato Monti, ci ha detto, ah sì, i 6 decimi, no, io non ve li restituisco più, vi do molto meno, ma noi con molto meno non saremo in grado più di essere indipendenti da Roma nel organizzare i nostri servizi, quindi di fatto è come se lui ci avesse segato le gambe della specialità, senza toccare lo statuto, soltanto con i soldi. E dei problemi però c'erano stati anche prima, no? C'è il famoso patto con Tremonti, no? Dei 370 milioni, che è una cifra ingente per il bilancio regionale, che appunto era un patto concluso proprio su questa strada di un possibile aumento poi di queste competenze, di questa visione federalista. Purtroppo è un tema che però è andato a finire nel nulla. No, è andato abbastanza avanti, il tema è ora come ora, a livello di commissione paritetica Stato-Regione, e per un anno con Monti è rimasto lì a Bagnomaria. Il presidente della Stato-Regione è il nostro onorevole Contento, che ha tentato sempre di portare avanti la fase di attuazione di questa decisione, quindi i decreti attuativi del federalismo sostanzialmente fiscale, quindi in quel caso la nostra regione poteva decidere quanto, come, dove mettere o non mettere le tasse, okay? Però tutto è stato fermato da poi l'abbiamo visto perché, prima non lo capivamo bene, ma poi l'abbiamo capito bene, perché Monti vuole accentrare tutto all'interno dello Stato e le regioni a statuto speciale che decidono da sole con i loro soldi come organizzare i loro servizi, a lui questo non va bene e per cui ha bloccato tutto. Io credo che noi abbiamo sempre dimostrato di lavorare bene e onestamente come regione. Avevamo un debito, l'abbiamo cercato anche di appianare, però con grande senso di responsabilità stavamo andando avanti in un lavoro comunque al positivo. Certo che se dopo tanti anni ci si ferma, ci si tiene a bagnomaria, è chiaro, e poi soprattutto se ti tagliano quello che devono essere le tasse che tornano nella tua regione, è difficile portare avanti i servizi sanitari, il welfare, le strade e tutto quanto, è veramente complicato. Certo. Ecco, parliamo di giovani, sono i più colpiti dalla crisi, vedono un futuro nero, e come si può aprire delle prospettive nuove. E nell'ambito di questo tema volevo anche chiederle se lei è d'accordo sul dare la cittadinanza ai giovani figli di immigrati che sono nati in Italia e hanno fatto tutto il loro percorso formativo nel nostro paese. Allora parto dall'ultima, mi piacerebbe molto che, per esempio, se io fossi figlia di una persona che è andata, non so, in Svizzera o in Germania, alla mia nascita diventassi, no, non voglio essere italiana, però mi metto nei panni di
e se mia figlia nascesse per ragioni X in un altro paese, credo che abbia diritto ad avere questa cittadinanza. Ecco, è chiaro che nascere in un paese è importante, però la cittadinanza non è solo la fisicità del nascere, è anche appartenere a quella comunità, quindi sapere quello che è, almeno quelle che sono le basi più importanti di quel paese, quindi la lingua, quindi alcuni aspetti della Costituzione, insomma di quello che è lo Stato che in quel momento entra nella tua vita. Questo credo che siano fondamentali. Una cosa che noi abbiamo fatto proprio per cercare di integrare anche i nuovi arrivati, magari sia quelli che nascono nel nostro paese, ma anche quelli che magari sono venuti piccoli piccoli e che si approcciano alle primarie, quindi alla scuola. Abbiamo cercato, è una piccola misura, però abbiamo cercato attraverso l'Inno d'Italia, rendendolo obbligatorio, di farlo studiare, non di farlo cantare, però di farlo studiare nelle scuole. E siamo riusciti a farlo proprio negli ultimi mesi di legislatura, di modo che la consapevolezza di questi giovani stranieri sia una consapevolezza del sapere dove sono, qual è il colore della bandiera, dove lavorano e dove abitano, questo sì. Poi per quanto riguarda i giovani, questo è il grande problema. Noi abbiamo avuto, soprattutto in quest'ultimo anno, un incremento del tasso di disoccupazione che è veramente esageratamente pericoloso. Alcune nella nostra proposta come PDL, nella nostra proposta noi abbiamo posto attenzione per esempio, e qui mi rivolgo anche nella nostra regione per esempio alle aree agricole o di montagna, per i giovani imprenditori delle defiscalizzazioni o comunque degli aiuti in questo senso se sono giovani e se decidono di avviare delle imprese agricole. Questo nel nostro territorio può essere una cosa che può essere vista, magari amplificata anche con la regione stessa, poi con questo principio. Certo che bisogna rendersi conto che il posto fisso, come era un tempo, è una cosa che non è quasi più possibile avere. Vorrei dire una brutta cosa ma non lo dico perché mi è venuto in mente certi ragazzi. Ho avuto un incontro pochi giorni fa con dei ragazzi che mi hanno detto sì, noi il posto fisso non lo avremo più, però chi è diventato senatore a posto fisso, no? Prima ha detto che il posto fisso, ragazzi, scordatevelo, però lui il posto fisso a senatore se l'è preso. Oddio, è una cosa un po' così, no? Non è una cosa bella, però io capisco questi giovani che veramente hanno grandi difficoltà. Io mi permetto di, così se posso, non lo so se viene accettato, però dico quello che sento, quello che penso, bisogna cercare di investire su noi stessi nel modo più consono che dentro di noi sentiamo. Solo con un investimento che vuol dire non mettere soldi, ma magari formarsi, studiare, apprendere dai nonni e seguire quello che è la propria idea all'interno, no? Anche con piccole cose, perché dalle piccole cose nascono le grandi. E poi avere il coraggio comunque di fare, con i giusti passi, ma avere il coraggio di fare, non aspettare che magari una fabbrica ti chiami e ti dice ho un posto per te, magari avere un po' di grinta. Lei è un po' d'accordo con la Fornero quando diceva che alle volte i giovani sono un po', lei ha detto choosy, insomma selettivi? No, non più di tanto, non credo, perché non credo che i giovani sia così, almeno i giovani che conosco io. I giovani che conosco io hanno voglia di fare e non sono schizzinosi, assolutamente. Però sono giovani che magari non avendo avuto la possibilità di avere altre esperienze, come tutti i giovani, hanno paura nel buttarsi, ma ce l'avevo anch'io, cioè non è che io non ce l'avevo. Forse dovremmo incoraggiare un po' di più questi giovani e come lo possiamo fare? Con chiamiamoli, delle accortezze, degli aiuti o degli strumenti che sono d'aiuto per affrontare questi nuovi percorsi, questi progetti, perché è chiaro che non è semplice per nessuno, però mettersi insieme e magari anche in montagna creare qualche cosa legato al territorio attraverso un'azienda agricola, chi lo sa, questo può essere un modo, però bisogna metterci, credo che per cercare di trovare il lavoro non bisogna soltanto dire lo cerco, ma bisogna metterci anche il cuore nel cercare.
Un'ultima cosa rapida, i costi della politica. Lei ha già Per fatto cui è facile, qui è facile. lei ha già fatto una legislatura, si sente una privilegiata, No. di che cosa si dovrebbe eventualmente alleggerire diciamo, gli emolumenti dei parlamentari e anche dei consiglieri regionali? Io penso che, come noi abbiamo messo in maniera molto chiara sul nostro programma, anzi vogliamo che da questo ne esca un buon risparmio per utilizzarlo in altri modi, ci sia un taglio, dei parlamentari, questo è ovvio, ma non solo dei parlamentari, anche di tutta quella politica che è a cascata, e quindi da comuni, province, regioni, tutti quanti, cioè un alleggerimento completo in questo senso qua. Personalmente io quando ho firmato la candidatura ho firmato anche per un impegno personale, proprio a firmare il taglio dei parlamentari, cioè a tenere fede a questo, come a tenere fede a tante cose, altre cose che non sono obbligatorie per legge, ma è una questione etica del parlamentare che si candida, non cambiare partito, per esempio, e cercare di seguire tutto quello che il programma che il PDL ha messo in programma. Ecco, quindi tutti i tagli con un impegno che deve essere, ripeto, non per legge, ma un impegno etico. Noi abbiamo messo nero su bianco questo, perché ci crediamo, perché pensiamo che qui si possa tagliare molto, ma non perché tagliare ormai è diventata una moda, sembra che sia diventata quasi una moda, chi taglia di più, chi offre di più, eccetera. No, non è così. Credo che bisogna rivedere un pochettino tutto quanto, però cominciando da questo, per essere onesta devo dire che abbiamo già tagliato comunque per quanto riguarda gli emolumenti, abbiamo tagliato il 20%, l'abbiamo già tagliato. Certo che uno dice poca cosa rispetto al resto, però abbiamo già fatto questo, siamo già passati da un secco, come dire, vado in pensione subito dopo che ho finito la legislatura, non esiste più, noi andiamo in pensione come tutti gli altri, dal 65 in poi, quindi siamo passati da un regime retributivo a un regime contributivo come tutti gli altri, quindi l'onorevole, il vitalizio, non esiste più questo vitalizio, noi siamo come, e questo l'abbiamo fatto proprio in questa legislatura, per cui alcune cose le abbiamo fatte, però non basta perché la macchina è molto pesante. Bene, grazie a Manuela Vicenta, in bocca al lupo per questa campagna Grazie. elettorale e ai nostri ascoltatori diamo l'appuntamento col prossimo dialogo con i candidati. Grazie.